Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Va ora in onda La voce di chi ascolta. Filo diretto con telefonate e commenti di chi ascolta la radio sui temi di attualità. Caro Mimmo, te lo ricordi Tommy degli Who? Me li ricordo. Te li ricordi? Sì. Era roba di quegli anni là. Ero abbastanza giovincello all'epoca. Allora, mi ha raggiunto imprevistamente, non ci eravamo messi d'accordo qua in studio, con grande piacere seduto qui di fianco a me Mimmo Magnetta, che conoscete tutti, è inutile che io vi racconti chi è Mimmo Magnetta. E oggi faremo un bel trio, perché tra un po' ci raggiungerà probabilmente anche Carlo Cambi, anzi facciamo un quartetto perché sarà collegato con noi anche Stefano Candiani, che è capogruppo della Lega nella Commissione Politiche dell'Unione Europea. Avevamo in programma di parlare della serie di audizioni che si stanno tenendo appunto in commissione a proposito della questione dell'auto a motore benzina e diesel da bandire entro il 2035, la decisione europea, eccetera. La commissione sta sentendo una serie di esperti, di rappresentanti del mondo produttivo, ma anche accademici e via dicendo. Ce lo racconterà lui, insomma, che cosa sta emergendo mano a mano in commissione. Io adesso però, tu sei capitato qui per caso, ho una curiosità. Te la posso fare una domanda? Prego. Perché anche tu credo che abbia ascoltato la rassegna stampa, no? Stamattina Repubblica torna sulla questione del Berlusconi mafioso, no? Alla luce, sulla scorta di vari documenti che ricicciano fuori da una vecchia indagine di Palermo, ripresa in mano dai magistrati di Firenze che indagano sulle stragi. Questo capitolo qui non mi interessa. Ma tu l'hai letto anche il Domani, perché se Repubblica scrive una cosa, il Domani non è che tace. Il quotidiano svizzero, della Svizzera italiana. Sì, qual è la Svizzera? Cosa scrive il Domani oggi? No, il Domani di oggi o il Domani di ieri? No, il Domani di oggi, perché generalmente il Domani e Repubblica viaggiano paralleli quando devono... Il Domani io devo dirti che c'ho solo la prima pagina, perché la nostra edicola lo ha censurato, non mi permette più di entrare nelle pagine di dettaglio. Tu dici che o lo compriamo o ce lo pigliamo al giorno dell'edicola. Tu dici che c'è la stessa roba. In prima pagina non lo so, aspetta, fammi vedere, perché in prima pagina c'è il tracollo del Credit Suisse, vabbè, l'editore è svizzero, quindi ci sta. Possiamo permetterci di aiutare le banche, Meloni sull'evasione, la sinistra italiana può imparare, nell'orrore del tempo l'amore fra donne non ha nome, Ellis Line che sfida Meloni. No, in prima pagina non c'è. Però al di là adesso delle facezie, Repubblica mette invece in apertura oggi in prima pagina, questo lungo articolo su Berlusconi, no? Un inedito documento giudiziario che in realtà sarebbe un documento giudiziario che già era entrato nel processo a Palermo su Dell'Utri e che poi è stato riesaminato adesso dalla Procura di Firenze. Allora io devo dire una cosa, che abbiamo riletto contemporaneamente stamattina anche il vecchio articolo, sono passati ormai 25 anni, era il 98, no? 98, 8, 18, 25 anni fa. 8 luglio del 98 Max Parisi firmava sulla Padania dell'epoca un articolo con le famose 10-11 domande a Berlusconi. Domanda. Quante denunce ha preso il nostro giornalista o non? Allora, poi mi sa che tutto è stato chiuso là. È stata presentata una querela, è stata ritirata, poi c'è stata l'alleanza politica e quindi tutto si è chiuso là. Però adesso, al di là di questo, che non mi interessa speculare, diciamo, politicamente, ma quello che ho notato rileggendo quell'articolo a distanza di tanti anni è che quell'articolo là era molto più documentato di quelli di oggi. Cioè era molto più preciso, faceva nomi, cognomi, indirizzi, società e via dicendo. Questi invece si limitano oggi su Repubblica a dire che certi soldi che arrivavano alla fine tra il 77 e l'80 non si sa da dove venivano, che poi è la stessa tesi che sostiene Parisi nel vecchio articolo, solo che là fa nomi e cognomi. E li fa in maniera molto più precisa, non semplicemente Marcello Dell'Utri e i soliti. Allora, c'è una questione che riemerge costantemente. A te che impressione ti fa tutta sta roba che riciccia a distanza di 25 anni, però in maniera un po' più soft, se vogliamo? Questa è la stessa domanda che io volevo fare a te, direttore. Allora facciamoci domande insieme a chi ci ascolta a questo punto, perché abbiamo appunto una rubrica che si chiama La voce di chi ascolta. Voi avete ascoltato e adesso potete parlare. 02 66 20 35 29. No,
Scusami, che pirla. Questo qui è il vecchio numero. Il nuovo numero, che ormai non è tanto nuovo perché c'è già da un bel po', è 02 92 94 7222. Allora, potete intervenire, poi alle 10 ci sarà con noi sia Carlo Cambi che ci raggiunge di corsa, sia Stefano Candiani, e apriamo un altro capitolo che credo ti interessi anche a te come piccoli imprenditori Sì, come no, e partite IVA, cioè cosa cavolo sta facendo l'Europa per il settore produttivo. E cosa sta facendo anche il nostro governo, il nostro Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Urso, insomma. Urso e Bitonci. Allora, 02 92 94 7222, potete intervenire, la linea, perché ne abbiamo solo una, sempre più in alto, diceva Mike Bongiorno con la grappa bocchino sigillo nero, sempre più in alto, una linea sola, 02 92 94 7222, oppure via WhatsApp i messaggi al 346 6427 756. Per dire la vostra, naturalmente non sull'argomento che vi ho detto io, ma su quello che volete voi, ovviamente. Ma abbiamo già un ascoltatore. Allora sentiamo. Buongiorno, Pronto? chi sei? Da dove chiami? Sì, sono il Walter, chiamo da Castellicaleppio. Buongiorno Giulio, buongiorno Mimmo. Buongiorno. Volevo dire che con una linea, la pubblicità, quello che faceva la pubblicità dell'Agostina ci ha fatto morire, era bellissimo. Con una linea, sì, beh, però insomma, con 0 linee però non vai da nessuna parte, noi ci stiamo avvicinando, No, quindi... con una linea ha fatto tanta roba. Figurati. Sì, ci può fare... L'impressione, da quello che hai letto oggi del vecchio articolo del giornalista della Padania, è che in Italia chi è onesto è un coglione. Punto virgola. Cioè, se sei onesto, paghi le tasse, fai tutto quello che ti dicono, ti vaccini quando ti devi vaccinare, paghi il bollo, cioè, sei un coglione. Cioè, il succo di tutto quell'articolo, proprio se dovessi tirare un sunto, chi è corretto è un coglione. Scusa. Questo la giro al nostro Mimmo perché vorrei sapere cosa ne pensa chi lavora veramente. Possiamo rigirare il pensiero, no? Possiamo rigirare il pensiero nel senso che appunto certe fortune non capitano a tutti, sempre che quanto appunto se tu le vuoi definire fortune. Io ho sentito parlare di miliardi, anzi di milioni che si sono moltiplicati. Metti giù 1 milione e poi diventa 500. Metti 1 miliardo e diventa 200. Sono botte di culo, passatemi il francesismo, che non capitano a tutti. Bravura si dice, no culo. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Mario D'Arieti. Prego Mario. Allora, una curiosità, perché siccome io sono notoriamente, qualcuno già mi conosce, uno brutto, sporco, cattivo. Anche un po' infamotto e malizioso. È un po' fascio. È un po' fascio pure. Beh, sì, mettiamocelo, sì, tanto. Male non fa. Male non fa. Ma io dico, perché alcune domande, se voi magari mi sapete rispondere, perché io, ripeto, sono uno terra-terra. La Repubblica se ne esce con un articolo del genere dopo che ormai la Repubblica non si occupava più di Berlusconi da quando De Benedetti l'ha lasciata. Cioè io andrei dietro, che cosa c'è dietro? Che interessi editoriali, che interessi economici? Cioè che la Repubblica Berlusconi ultimamente ne vede quasi un alleato, perché può essere una zeppa messa dentro il culo del governo. Cioè, non ne sta parlando male di Berlusconi, anzi in alcuni casi lo elogia. Perché la Repubblica se ne esce? Mario, perdona l'interruzione, ma proprio appunto perché la Repubblica ne fa un discorso soft, perché appunto il nostro giornalista della Padania era stato molto più preciso, mettendo nomi, cognomi, riferimenti precisi. La Repubblica lancia sicuramente un avviso politico al Berlusconi e chiaramente... praticamente a questo punto può essere anche, scusate, interlochiamo un pochino, può essere, guarda che noi abbiamo dei documenti su di te, vedi, sei ricattabile, vedi di far cadere il governo. Oppure può essere, chi lo sa, occhio, visto che la Repubblica è il giornale più filo ucraino d'Italia e Berlusconi, diciamo, sta un po' dall'altra parte,
dice occhio a come ti muovi perché noi abbiamo questi documenti. Se mi faccio tante domande... No, ma infatti Mario, mi sa, aspetta, se puoi rimanere un attimo ancora. Ecco, vedi, credo che si possa dire che uno degli effetti collaterali di questo modo qui di fare informazione, eccetera, è proprio questo, che si legittimano tutti i dubbi possibili e ci si distoglie poi dai fatti, perché quelle domande là alla fine sono rimaste campate per aria, ma sono servite nel corso degli anni a fare giochi di retroscena, giochi non limpidi, ricatti, cose come quelle che stai ipotizzando tu, no? Sì, ma è quello che praticamente Giorgetti disse 4 anni fa in maniera molto profetica. Questi qui dei 5 Stelle hanno dossier su tutti, te lo ricordi? Sì. E poi comunque rimane il fatto... Mario, grazie intanto. Rimane il fatto appunto che in effetti la nostra attenzione viene deviata e poi appunto i poveracci, poveretti, pensionati che devono appunto eseguire quelle che sono le nuove norme che ci detta l'Unione Europea, per esempio sul discorso sul discorso ambientale, cioè alla fine chi era la telefonata che è arrivata prima che parlava dei genitori che erano anziani che pigliavano 1.000 euro di pensione, poi devono rifare tutta una casa, come fanno? Cioè gli italiani, soprattutto quelli che producono ancora reddito, e mi riferisco in maggior modo ai pensionati, perché in Italia i maggiori produttori di reddito, ahimè, sono rimasti i pensionati. Lasceranno appunto ai loro figli proprietà immobiliari che dovranno sicuramente essere poi prese, cioè o regalate o svendute o sequestrate, perché appunto quando un figlio non riuscirà appunto a far fronte a tutti i vari obblighi che l'Europa ci impone, si ritroverà appunto strangolato. Mimmo, poi ne parliamo tra poco con Candiani, però siccome tu sei stato un uomo della destra italiana e hai raccontato la tua storia in un bellissimo libro, quella radicale, Avanguardia Nazionale, hai raccontato la storia in un gran bel libro di cui abbiamo parlato. Ecco, i giornali di oggi riportano la notizia della morte di Concutelli, no? Il killer di Occorsio, titola per esempio oggi il Corriere, uomo chiave dell'eversione nera, scontava 3 ergastoli, eccetera. Che figura è stata, secondo, dal tuo punto di vista, questa di Concutelli? Dal mio punto di vista, considerato che Concutelli uccide Occorsio nel 1976, e lui praticamente, insomma, eravamo in un momento molto particolare. L'uccisione di Occorsio fa partire quella che è la persecuzione giudiziaria nei confronti di Avanguardia Nazionale. E appunto nel 76 scattano tutta una serie di arresti per ricostituzione del partito fascista, e fino ad allora questi mandati di cattura erano stati tenuti nel cassetto, e praticamente l'uccisione di Occorsio è stata la prima volta che un neofascista colpisce un uomo delle istituzioni, appunto un giudice. Fu il primo, insomma, fu il primo a portare a compimento l'uccisione di una persona, perché fino ad allora invece erano sempre state le sedicenti Brigate Rosse. E diciamo, ecco, che per me Concutelli ha segnato il passaggio dalla politica ufficiale invece a quella clandestina. Perché, e questo politicamente è una notazione interessante. Il Corriere oggi però inizia il suo pezzo così: di Pierluigi Concutelli aveva parlato anche Totò Riina, con una piccola rivelazione. 10 anni fa, agosto 2013, mentre Riina passeggiava con il suo compagno di carcere Duro, di 41 bis, a Opera, il penitenziario milanese, e aveva parlato delle gesta sue proprie di Riina e di altri capimafia come Bontate, che guarda caso ritorna oggi anche nella oggi vicenda Berlusconi di cui sì. sopra. Io ricordo, dice a un certo punto Riina, questo signor Stefano Bontate, capo dei capi che comandava, che dirigeva, capo siciliano della massoneria, capo della Sicilia della massoneria. Lui, insieme con altri 2, Concutelli e un altro ricco palermitano. Loro 3 dirigenti della massoneria siciliana, cioè Concutelli, il fascio, il nero, un massone in contatto con la mafia. Allora, penso che in Sicilia gente che non sia stata in contatto con la mafia non esista, insomma, perché la mafia è una realtà proprio siciliana. Ma Concutelli è nato a Roma? Sì, però sai che non sono informato, sì. Però comunque ha vissuto in Sicilia, e secondo me
su questa è una cosa che appunto Rina disse, tanto per dire qualcosa, perché poi su quegli anni passati e più ancora indietro c'è stato qualcun altro che ha parlato addirittura di interferenze della mafia con il golpe borghese. Peraltro il Corriere della Sera di oggi, con Giovanni Bianconi, che è il giornalista da sempre addetto alle cose di mafia e affini, parla di non solo Rina, ma anche di Giovanni Falcone. Uno spunto di indagine di Giovanni Falcone aveva trovato traccia di un'iscrizione di Concutelli a una loggia massonica palermitana. E al di là di questi presunti legami o connessioni, il nome di Concutelli resta scolpito nella nostra storia criminale e politica italiana come terrorista di destra cresciuto in Sicilia e sbarcato a Roma da aderente a Ordine Nuovo. Certo, mi viene da dire, Mimmo, che questa storia di massoneria e di mafia legittimerebbe quei dubbi politici che avevi tu, cioè era uno al servizio di quali loschi interessi per sputtanare la causa. No, io non penso. No, non lo so, dico una fesseria, ovviamente. Io le intendo un po', la intendo un po' invece come un aver voluto estremizzare quella che era la situazione. Un errore politico, però. Perché tu stavi dicendo prima che questo omicidio poi politicamente è un disastro, è un autogol clamoroso. È come quello che avvenne con l'uccisione del sostituto procuratore della Repubblica Mario Amato a Roma. Mario Amato era sostituto procuratore della Repubblica di Roma che lavorava da solo nel campo delle versioni, aveva raccolto un sacco di documenti, aveva un sacco di mandati di cattura pronti anche lui nel cassetto, ma che non pigliavano mai il via, perché appunto comunque era un uomo solo, come tante volte in Italia è successo, perché un uomo solo è stato Mario Amato, un uomo solo è stato anche il generale dei carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa. Noi abbiamo avuto tanti uomini Ambrosoli. Ecco, io poi un uomo solo è stato anche Aldo Moro. Insomma, oggi ricorre l'anniversario del suo sequestro e della strage, cioè dell'uccisione di tutti i suoi agenti della sua scorta. Insomma, anche Aldo Moro è stato un uomo solo, perché Aldo Moro appunto ha pagato quelle che erano colpe appunto dettate dalla politica che lui scelse, perché Aldo Moro appunto il discorso del centro-sinistra si guadagnò antipatia, un po' come Bettino Craxi quando ebbe una botta d'orgoglio e si oppose agli americani nell'aeroporto di Sigonella, appunto. E Aldo Moro è stato un altro Bettino Craxi è stato un altro che ha pagato certe scelte di orgoglio, fra virgolette, italiano. Ripeto, il nostro paese è pieno di uomini soli che hanno bisogno dell'emergenza per poter vedere riemergere certe cose. Cioè, se c'è l'emergenza si risolvono le situazioni, se no si subiscono e basta. Allora, abbiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno. Avrei un paio di cose da chiedere. Allora, proprio sul caso Moro è uscito da non molto una inchiesta fatta benissimo e proposta da Canale Italia, non so se voi conoscete quella particolare TV, dove si fanno teorie abbastanza credibili, e oggi, guarda caso, viene fuori che dopo 45 anni gli inglesi tirano fuori i segreti. Come mai tirano gli inglesi i segreti su un caso così nazionale come quello dell'uccisione di Moro? Questa è la prima domanda che volevo fare. La seconda domanda non c'entra assolutamente niente, è questa. Sento quasi quotidianamente dire l'Europa ci fa fare questo, l'Europa ci fa fare quello. Io vorrei ribaltare un po' la cosa e dire da Maastricht in poi quanto l'Europa ci è stata utile piuttosto che dannosa o almeno contraria. Ecco, queste sono le due cose che volevo un commento. Grazie. Sugli inglesi io non le so dire. Abbiamo letto stamattina la notizia o comunque il pezzo sul Tempo di stamani, nel quale si dà conto del fatto che fu Cossiga, allora ministro dell'interno, a chiedere aiuto, tra virgolette, subito, il 16 marzo del 78, a poche ore dalla strage, agli 007 antiterrorismo inglesi, che erano pronti a mandare uomini delle loro elite dello Special Air Service per un eventuale assalto al covo di Aldo Moro.
dove era tenuto Aldo Moro. Non c'è altro sull'articolo di oggi, non ci sono sviluppi ulteriori. Per cui non saprei. Quello che colpisce è che subito, a botta calda, a poche ore di distanza dal sequestro, Cossiga chiede aiuto agli 007 inglesi. Beh, Cossiga ha avuto diverse improvvise uscite, anche quando ci fu la terribile strage di Bologna, che praticamente avvenne il sabato pomeriggio, il sabato, io me lo ricordo perché ero al mercato a lavorare con mio padre e ascoltavo la radio sul mercato, appunto, e arrivò la notizia dell'esplosione prima di una caldaia, poi man mano appunto di una bomba. E Cossiga fu appunto l'uomo politico che subito disse che la strage era fascista, salvo poi dopo ritornare su alcune questioni. C'è da dire una cosa, che oltre che essersi rivolti ai servizi segreti inglesi, mi ricordo se è stato Cossiga o Zaccagnini, si sono rivolti anche a un medium che appunto aveva scovato nel lago di Gradoli quella che doveva essere il luogo in cui appunto il presidente Aldo Moro fu buttato. Poi invece venne fuori che via Gradoli era il covo dove Aldo Moro è stato tenuto per un sacco di tempo e dove, guarda caso, era un palazzo che veniva gestito anche dai servizi segreti. C'erano diversi appartamenti che venivano usati dai servizi segreti italiani. E qua rientriamo sempre appunto in queste storie infinite che viviamo noi, insomma, perché addirittura a distanza di tanti anni anche Repubblica, non sapendo che cosa scrivere, ha tirato fuori gli articoli, per esempio quelli su Berlusconi e compagnia bella, che sono cose che sono passate al vaglio processuale diverse volte. Allora, abbiamo lo stacco, poi dovremo avere il nostro Qui Parlamento in versione large quest'oggi. Tutte le domeniche, dalle 8 alle 10, la rassegna stampa del giorno e alcuni dei fatti principali della settimana che si è appena conclusa, con ospiti e telefonate in diretta. La domenica mattina non perdere contatto con la realtà, su Radio Libertà, senza filtri né censure. Qui Parlamento. Allora, siamo di nuovo in onda. Come detto, questa mattina abbiamo con noi Stefano Candiani, capogruppo della Lega in Commissione Politiche dell'Unione Europea della Camera. Lo ringraziamo, grazie Stefano, buongiorno. Eccoci qua, buona giornata anche a voi. Allora, qui con me in studio c'è Mimmo Magnetta, che tu conoscerai senz'altro e che rappresenta anche una delle sigle del vasto mondo degli piccoli imprenditori, delle partite IVA, una storica trasmissione qui in radio da sempre, e che magari ci aiuterà anche a capire qualcosa di più dell'argomento di cui parliamo stamani, vale a dire la questione delle case green. Voi avete fatto una serie di audizioni in Commissione Politiche dell'Unione Europea, le state continuando. Ecco, ti lascio subito la parola, Stefano, per darci conto delle cose che sono mano a mano emerse e di quali sono state le audizioni più interessanti, visto che l'argomento continua a tenere banco in questi giorni e credo anche nelle prossime settimane. Assolutamente sì, metterà al banco anche nei prossimi mesi, temo anche nei prossimi anni, perché la direttiva nel frattempo c'è stata una votazione nella cosiddetta sede plenaria del Parlamento europeo, con cui il Parlamento europeo, con una maggioranza che è esattamente quella fatta dai Verdi, quella del Partito Popolare Europeo e compagnia cantante, che ha sostenuto la sinistra e che ha sostenuto questa svolta ideologica sul green, che poi in effetti è un'impostazione che svia molto il discorso, perché si parla di green e porta la gente, un ascoltatore magari distratto che non ha seguito il tema, a dire che bella cosa, quindi andiamo verso l'ecologia, verso temi che ci renderanno possibile vivere un ambiente migliore. Nella realtà dei fatti i risultati ambientali sono tutt'altro che certi e soprattutto discutibili in termini di quantità e di qualità di quello che si può raggiungere, ma l'unica cosa certa è che questo tipo di direttiva avrebbe, se dovesse essere attuato fino in fondo, dei costi insostenibili fino ad arrivare a snaturare completamente il nostro modo di vivere e obbligandoci, se dovesse, ripeto, andare a buon fine questa iniziativa dell'Unione Europea, obbligandoci dei sacrifici economici da lacrime e sangue.
ma in grado veramente di smontare il nostro welfare, il nostro sistema, anche il nostro sistema economico. Questo perché queste direttive, quest'ultima approvazione fatta del Parlamento europeo, prevede che si debba passare alla classe energetica E entro il 2030 e D entro il 2033. Per essere chiari, oggi tutti i nostri edifici, dalla casa fino ad arrivare al magazzino, hanno una classificazione energetica, chiamiamola così, che definisce quanto viene utilizzata bene l'energia pure dispersa. Si va dall'edificio in classe A, che è quello che sta meglio, all'edificio in classe F, che è quello che sta peggio, FG. Ecco, è evidente che una casa costruita oggi ha dei requisiti e delle caratteristiche molto differenti rispetto a una casa costruita 30, 50, 100 o qualche secolo fa, e che sono sostanzialmente le case che corrispondono ai nostri paesi e alle nostre città. Strutture molto differenti rispetto a quelle che si trovano nei paesi nord europei, che non hanno una storia edilizia importante, tant'è che non per niente in Italia ci vengono a vedere i monumenti, ci vengono a vedere i palazzi, le città, i nostri borghi. Non si va a vedere i borghi della Germania piuttosto che i borghi dell'Olanda, piuttosto che della Finlandia. Stefano, ti posso interrompere un secondo? Io, certo, volentieri. Ieri, mentre venivo in radio, perché sono diventato un frequentatore seriale di Radio Libertà, mi sono ascoltato una trasmissione, non mi ricordo su che canale, non so, e parlava la Patrizia Toia, che è un europarlamentare del PD, sì. Vabbè, è iscritta al gruppo dei socialisti e questa praticamente, vabbè, lasciando stare i disastri che ha fatto a Roma a livello di piccolo commercio, ecco, però appunto se ne è uscito fuori con tutta una serie di giustificazioni, dicendo che appunto loro hanno votato favorevolmente a questa cosa perché appunto in pratica si potranno spendere i soldi del PNRR ogni volta quando devono dare qualche polpetta avvelenata, e che si tirano fuori sta storia del PNRR. Comunque non c'entra nulla. Infatti ha detto tutta una serie di fesserie con tutta la sua vocina sottile. Il discorso è questo, però io ho visto come anche in altre questioni, per esempio la famigerata Bolkestein per quanto riguarda il piccolo commercio ambulante, no? Tutte le nazioni, anzi ci sono diverse nazioni europee che quando la direttiva impone delle cose che non si sposa, che non calza per quello che sono in realtà appunto di ogni singola nazione, piglia e rimodulano questi trattati. Io non ho capito perché noi italiani non dobbiamo fare nulla. Bene è stato appunto invece questa botta d'orgoglio che c'è stato nei confronti appunto dell'Unione Europea, ma però ecco, dovremmo essere un pochino più incisivi. Guarda, noi lo stiamo facendo e lo facciamo anche in maniera abbastanza determinata, perché il Parlamento, costituito dalla nostra maggioranza, quindi dalla Lega, da Fratelli d'Italia, da Forza Italia e dalle altre forze di centro che costituiscono la maggioranza, ha preso posizione netta. Io voglio fare il dietrologo, Stefano, perdonami, voglio fare il dietrologo, certo. Visto che la Repubblica oggi ha ritirato fuori la questione appunto di Berlusconi e di Dell'Utri. Che pena, che pena. Appunto, mi viene da pensare, considerato che Berlusconi, oltre ad essere il massimo comunicatore italiano, penso che qualche attinenza ancora ce l'abbia nel mondo immobiliare, con Milano 2 e cose varie, insomma, cioè colpiscono appunto, vogliono colpire lui, e c'ha diversi argomenti per cui può essere ricattato Berlusconi, e io non vorrei che Berlusconi si inventasse qualche cosa. Sai, in questa maggioranza di governo in Italia sono sempre avvenute, ma non voglio neanche alimentare qualsiasi minimo sospetto in tal senso. Ecco, però scusami Stefano, tornando al dunque, Meloni ha detto no. Giorgia Meloni, in quanto Presidente del Consiglio, ha detto non siamo negazionisti, ma questa roba non funziona, è un danno all'Italia. Questo significa che ci sono appunto... Ci sono, diciamo, concreti percorsi per cambiare le cose, o ci arriva una mazzata in prospettiva? Allora, mettiamo tutti i soldatini in fila e schieriamoli. Allora, innanzitutto, come funziona il meccanismo europeo? L'Unione Europea non fa leggi. L'Unione Europea in questo caso agisce tramite regolamenti e direttive. Sono due strumenti differenti.
uno deriva ovviamente dal Parlamento europeo, l'altro invece dalla Commissione. Ecco, anche qua, quali sono gli organi che devono trovarsi d'accordo all'interno dell'Unione Europea? Essenzialmente 3. Uno è il Parlamento europeo, l'altro è la Commissione europea, che è costituita, chiamiamolo così, il governo europeo, quindi il Presidente del Consiglio von der Leyen e tutti i ministri, i commissari europei. E l'altro organo è il Consiglio europeo, che è costituito dai rappresentanti degli Stati membri, quindi il Presidente del Consiglio, piuttosto che la Francia, che ha il presidenzialismo del Presidente della Repubblica. Ecco, questi 3 soggetti devono adesso mettersi al tavolo e contrattare. Il Parlamento europeo ha dato il via libera alla sua proposta, quindi quella che prevede che come dicevo prima, entro il 2030 ci debba essere la riclassificazione, tutti gli edifici devono essere in classe E ed entro il 2033 devono passare in classe D, fino ad arrivare alle cosiddette zero emissioni nel 2050. La Commissione europea aveva una sua proposta che è stata in questo senso ristretta dal Parlamento europeo, adesso ci deve essere la contrattazione con il Consiglio europeo, ovvero gli Stati. All'interno del Consiglio europeo ovviamente siede l'Italia. No, perché c'è questo equivoco, tu hai fatto bene a chiarirlo, c'è questo equivoco per cui noi siamo abituati che il Parlamento fa le leggi, non è così in Europa. No, in Europa non è così. Ecco, questo magari in un'altra trasmissione lo possiamo approfondire ancora meglio, perché anche qui c'è... No, perché uno legge, il Parlamento europeo ha approvato, ma non vuol dire che è in vigore in quei termini. Ma no. Poi guarda, ti apro un tema molto grande, magari lo affrontiamo nella prossima trasmissione. Settimana prossima in Parlamento italiano, quindi alla Camera, avremo delle mozioni, una riguarda ovviamente una censura e un'azione forte da fare rispetto a quello che è il fenomeno del Qatargate, quindi la corruzione che è stata in Parlamento europeo, in sede europea e a quei livelli. Perché? Perché nel Parlamento europeo e nelle istituzioni europee si insidiano e spingono molto le cosiddette lobby, facendo leva appunto sul fatto che non ci sia un Parlamento che fa le leggi, ma ci sia sempre una contrattazione, e le contrattazioni ovviamente consentono magari a qualcuno di tirare da una parte o dall'altra. Nel caso specifico, anche qui, non solo parlando delle automobili e del passaggio che l'Unione Europea vorrebbe in maniera anche qui fideistica verso la batteria elettrica, ecco, anche nel caso della casa ovviamente ci sono dei prodotti sul mercato e degli altri no, cioè il fatto che vengano esclusi ad esempio qualsiasi tipo di bruciatore per produrre calore che utilizzi il metano piuttosto che abbia cogenerazione o altro, vuol dire indirizzare eventuali sistemazioni green degli impianti verso tecnologie che sono oggi monopolio cinese. Quindi anche su questo abbiamo un pochino di malizia nel pensarlo, ma come diceva qualcuno, a pensar male si fa peccato, però spesso ci si azzecca. E anche qua c'è un'accelerazione folle nell'ultimo miglio della vita del Parlamento europeo, perché l'anno prossimo sono le elezioni europee, su queste tematiche green, per andare un po', questa è l'impressione, a obbligare a chiudere e a serrare le fila in modo tale che poi in futuro comunque chiunque venga questi si devono confrontare con queste scelte fatte. Noi in questa fase ci inseriamo, quindi il Parlamento nazionale, il Parlamento italiano ha dato un indirizzo politico al governo, la Meloni l'ha raccolto e l'indirizzo è ovviamente quello che queste regole siano riviste e siano ricontrattate tenendo conto delle nostre tipicità e delle nostre caratteristiche. Anche qua banalmente, se sei in un paese nordico hai delle facilità o delle necessità in termini di coibentazione differenti rispetto a un paese mediterraneo. Se noi parliamo dell'Italia montana o se parliamo dell'Italia insulare, si capisce che sono cose differenti, ma prendere una casa magari al mare dove non nevica mai neanche negli ultimi 1000 anni e fare delle coibentazioni per portarla in classe A e con delle spese che possono essere pazzesche, quando abbiamo invece dall'altra parte magari delle case in montagna che sono fatte di pietra o di legno, che per essere caratterizzate, meglio, che caratterizzano il nostro paesaggio, ma per essere portate a classe superiore devono essere completamente stravolte, vuol dire cancellare la tipicità, ma anche è una standardizzazione che rifiutiamo. E qui uno potrebbe obiettare, ma allora siete contro l'ambiente, non volete che ci sia una riqualificazione del nostro ambiente di vita, perché ci avventuriamo verso anche qui delle scelte importanti, cioè l'energia elettrica costa, si deve produrre con
senza usare il petrolio, quindi combustibili fossili, se no c'è la CO2. No, niente di tutto questo. Cioè, il paradosso è che ci stanno spingendo verso scelte che impoveriscono le nostre economie senza cambiare nulla, perché l'Unione Europea, parliamo di 350 milioni, esageriamo fra qualche anno 400 milioni di persone, pesa più o meno il 5-6% in termini di CO2, ma tutto il resto del pianeta su questo tema non si sta per niente impegnando, anzi ha altre direzioni. Quindi vorrebbe dire sostanzialmente una cosa: mettere sotto scacco tutto l'edilizia e tutto il nostro patrimonio abitativo, che tra l'altro ricordiamo, al contrario della Germania, gli italiani sono proprietari di case, siamo sull'80%, mentre in altri paesi come la Germania è esattamente l'opposto, cioè l'affitto, quello che la fa da padrone. È chiaro che se mi dici, prima che devo cambiare la macchina ogni 5-8 anni perché sennò non facciamo contente le regole europee, poi mi dici che devo cambiare il modo di rifare la casa, e poi mi dici che è una cosa che poi ti costano. Ecco, io stavo guardando, Stefano, stavo guardando così, googlando, come si dice, no? Cercando su Google notizie, mi è uscito un articolo di Milano Finanza 22 ore fa, Case Green, per evitare i costi di ristrutturazione 1 milione di italiani medita di vendere e di andare in affitto, perché si teme la svalutazione del proprio immobile. Io sto valutando di andare in Portogallo, a vivere il resto dei miei anni in Portogallo, dove li questo è un altro effetto drammatico, gente. Anche qui, se ci fosse qualcuno di sinistra, mi confronterei volentieri, perché questi ti dicono: ma serve per la qualità dell'ambiente viverci. Ok, va bene, ma allora mettiamo in circolazione energia pulita, cioè non prodotta col carbone, e torniamo a un discorso che magari c'è quello dell'energia prodotta col nucleare, che non produce anidride carbonica e tutto il resto. Dopodiché, se invece mi vuoi disfare tutto quello del patrimonio edilizio, allora forse vuoi espropriare gli italiani dalla loro casa. E apro un tema, cioè, se tu oggi mi dici che una casa quando smetti di fare l'affitto e la riaffitti devi adeguarla, se la vendi devi adeguarla, che cosa vuol dire? Che viene sostanzialmente svalutato il patrimonio. Ma ci rendiamo conto, si rendono conto che cosa vuol dire rispetto alle case messe a garanzie dei debiti? Cioè, chi fa un mutuo e mette la propria casa a garanzia, la mette con un valore. Domani questo valore si trova ad essere deprezzato, cioè è un sistema pazzesco che porta gli italiani ad andare in debito con le banche, ad andarci a mettere nei guai con un sistema creditizio che oggi si basa sul mattone. Ecco, questa è veramente una svolta ideologica pesante che noi vogliamo contrastare. Lo faremo come abbiamo detto prima, quindi il Parlamento nazionale non è più quello governato dal PD e dalla sinistra, ha preso posizione, abbiamo detto al governo, alla Meloni: andate in sede europea, fate rivedere queste regole, e che l'Italia si opponga, come sta facendo e ha fatto Salvini nei giorni scorsi con la riunione in sede europea per quanto riguarda il motore endotermico e compagnia. E su questo ci confronteremo, ma in maniera serrata e compatta. Allora, se hai ancora qualche minuto, Stefano, possiamo sentire anche qualche telefonata eventualmente da parte anche di chi... perché bisogna dare anche qualche numero, poi. Cioè, faccio un esempio. No, ma quello ti stavo chiedendo proprio quello. Abbiamo ascoltato l'ANCE, che è l'Associazione Nazionale dei Costruttori. Ti stavo chiedendo, Stefano, aspettami un attimo solo che ricordo il numero di telefono, lo 02 92 94 7222, e stavo appunto per chiederti quali sono state le audizioni più interessanti e se ci puoi fornire la sintesi attraverso qualche numero, giusto appunto, perché ne abbiamo lette di ogni. Riguarda 1 milione di case, riguarda 11 milioni, riguarda 5, riguarda 3. Spesa media per casa 40.000, 50.000, 100.000 euro. Insomma, che cosa è venuto fuori dalle audizioni? Ma guarda, ti do solo già tanto per partire un antipasto con un'audizione, ovviamente quella dell'ANCE, l'Associazione Nazionale dei Costruttori Edili. E tu potresti dirmi: guarda, a priori si fregano le mani perché tanto lavoro da fare. Appunto, uno penserebbe così, e invece no. Ma nella realtà dei fatti, tra persone serie, si ragiona anche sulla capacità poi di fare quel lavoro. Cioè, se si guarda quello che è stata l'esperienza del bonus 110%, si possono calcolare ovviamente la capacità operativa italiana oggi di poter mettere mano con i muratori, con le sistemazioni. E si arriva a calcolare che per poter riclassificare il primo step, quindi stiamo parlando ovviamente di portare in classe E entro il 2030 gli edifici, ci vorrebbero 630 anni, hanno calcolato. Cioè, stiamo parlando solamente per fare il primo step. Cioè,
si capisce chiaro e tondo che questo è irrealizzabile. Però questo meccanismo mette poi sotto pressione e crea ovviamente allarmismo, ma crea anche esasperazione nella gente, perché quando tu mi dicevi qualcuno vuole vendere la casa e metterla in affitto, quella roba qui, cioè, non trascuriamo che sono aspetti anche psicologici non da poco. Dopodiché le abitazioni in classe inferiore alla D in Italia sono circa il 74%, con il 34% che è in classe G, quindi la peggiore, sotto la classe G abbiamo la F e la E che sono il 23 rispettivamente il 15%, e capisce bene che qui stiamo già parlando del 74% degli italiani. Abbiamo detto già tutto sostanzialmente. È una roba folle. Allora, abbiamo una telefonata, un ascoltatore 02 92 94 7222. Pronto? Sì, pronto. Buongiorno. Ciao. Buongiorno. Leggi la bella tutto manco ieri. No, volevo fare forse un momento fuori tema. Volevo sapere da Mimmo cosa ne pensa della sentenza del Consiglio di Stato circa i balneari. Cioè il Consiglio di Stato, invece di fare gli interessi dell'Italia e dire no, non si può, dice sì, no, fantastico. Allora è inutile che se ne fa discutere del nulla. Altro tema made in UE, in Unione Europea sostanzialmente. Comunque, poi magari ne parliamo dopo, però intanto io volevo sapere anche da Stefano, perché abbiamo di prima mano la possibilità di capire, insomma, se c'è, allora c'è una presa di posizione politica che il governo ha fatto propria, no? Questo è un dato di fatto, e questa è una cosa importante, non è una cosa scontata. Ci sono audizioni di coloro che avrebbero tutto l'interesse a dire soffiamo sul fuoco, anzi diamo adito, no, a tutte le possibili speculazioni in materia, e dicono no, un attimo, qua un conto è fare profitti, un conto è essere seri, e non andiamo da nessuna parte con questa direttiva qua. C'è qualcuno che è venuto in commissione a dire questa è un'ottima cosa, è un'opportunità, è una chance e via dicendo? No, cioè, nel senso non che noi scegliamo chi viene in audizione, poi le audizioni come funzionano? Cioè la commissione, in questo caso politica dell'Unione Europea, della Camera dei Deputati, indice un ciclo di audizioni con cui vengono invitati interessati, esperti, opinion leader, chiunque abbia ovviamente una capacità di argomentare sul tema, di esprimere la loro opinione, quindi lo possono fare anche le opposizioni, eccetera. Addirittura siamo stati noi a chiedere, a dare la disponibilità a chiedere l'audizione di Prodi, e tu dici ma cosa c'entriamo noi con Prodi? Guarda, qualche settimana fa Romano Prodi, che fu anche presidente della Commissione Europea, se ne è uscito su un giornale dicendo chiaro e tondo, ma accidenti, questa qui è una grande cazzata, c'è questa direttiva europea che vuole obbligare i motori endotermici a scomparire, quindi a passare all'elettrico, eccetera, eccetera, è una cosa che veramente non ha senso. Stesso discorso ovviamente si può estendere sulla questione della casa nei termini in cui lo dicevamo prima. E abbiamo detto noi, vengano a parlare, ci portino anche altre cose, cioè non c'è stata una richiesta di audizione da parte della sinistra di qualche esperto che venisse a perorare la causa. Questo per dire che cosa? Che è molto ideologizzata, ma quando poi li porti sui numeri, e lì vanno veramente sulle sabbie mobili e non sanno come uscirne, perché queste sono dichiarazioni che se vengono fatte in qualche paese nordico non sono difficili, perché si tratta magari di adeguare qualche centinaio di migliaia di edifici, ma se si sta parlando dell'Italia, cioè numeri per numeri, significa parlare, cioè il 15% degli edifici energivori, che sono quelli attualmente in classe G, corrispondono vuoto per pieno tra 1,8 milioni e 2 milioni di edifici, cioè da riclassificare e da riqualificare energeticamente entro il 2030. Ma abbiamo visto che c'è da fare un caos pazzesco con il 110%, con truffe, cose fatte e non fatte, speculazioni sui prodotti, cioè il mercato è impazzito, ma figurarsi ad avventurarsi in una direzione simile. Quindi molto pragmatismo, e le audizioni che abbiamo fatto in commissione dai proprietari delle case, dai proprietari di immobili, piuttosto che appunto, come dicevo prima, anche Enea, l'ente nazionale che si occupa dello sviluppo e della ricerca sull'energia, piuttosto ancora che l'Istat o altri, danno tutte indicazioni o dell'insostenibilità del piano o della irrealizzabilità, proprio perché non ci sono i presupposti per poterlo fare. Cioè, se anche tu adesso mi dici che domani mattina costruisci un palazzo di 10 piani, è evidente che il tempo
che hai da qui a domani mattina non ti consente di farlo, quindi è una fanfaronata. Il problema è che nel frattempo crei scompiglio, cioè si crea apprensione, e anche in questo senso tutto ciò non aiuta a stabilizzare e a fare delle scelte. Scusami se sono troppo prolisso, però No. faccio un esempio andando su un tema che è quello del motore endotermico. E dietro a questa parola si nasconde motore endotermico, vuol dire motori che hanno una combustione interna, quindi può essere oggi il gasolio piuttosto che la benzina, ma potrebbe essere anche domani l'idrogeno, che non produce CO2 e che quindi è ambientalmente perfetto. Nel momento in cui l'Unione Europea fa delle regole che stabiliscono che il motore a combustione interna deve scomparire dal mercato e ci può essere solo quello elettrico, qualsiasi casa automobilistica che opera sul mercato europeo smette investimenti nella direzione della ricerca, magari sviluppando il nuovo motore idrogeno piuttosto che motori a biocombustibili, e si mette solo a investire sull'elettrico. E ancora una volta riporto l'esempio, favorendo chi prodotti made in Unione Europea? No, quelli che oggi sono i monopolisti di questi prodotti, che sono i cinesi. Allora, ecco, queste cose ci mettono molto in apprensione. Abbiamo una telefonata, alcuni messaggi, poi Mimmo Magnetta. Telefonata, pronto? Sì, pronto, buongiorno. Io giustamente ho detto che tutto questo, secondo me, serve veramente solo a creare scompiglio, perché ormai siamo nell'era del si governa con la paura. Abbiamo cominciato col terrorismo, poi è arrivata la pandemia, poi adesso arriva questa storia del green, per cui l'obiettivo di queste elite è quello di mettere paura alla gente, nella testa della gente, e di farli vivere male. L'Unione Europea sappiamo tutti che ormai non esiste più, se non solamente in quei palazzi, perché ormai ognuno fa veramente e lo si vede in questi giorni con i crolli delle banche, le Credit Suisse, eccetera, eccetera. Non esiste più. Da qui al 2030, l'Unione Europea non esisterà più. Bene, il problema l'abbiamo risolto alla radice. Comunque, c'è Gianni da Roma, domanda terra a terra. L'Italia in sede di Consiglio europeo non può semplicemente mettere il veto opponendo gli interessi nazionali, come farebbero Germania o Francia se ad essere attaccati fossero i loro vitali interessi nazionali, scrive Gianni da Roma. Gli ambulanti della Bolkestein, domanda un altro ascoltatore, si parla di 200.000 aziende, 600.000 occupati, e poi ancora giro rapidamente le altre domande, c'è un audio messaggio, lo sentiamo? Buongiorno, sono Giovanni dalla provincia di Novara, ho una casa secolare, insomma, muri spessissimi, credo che comunque ci sarà una scelta tecnica, cioè non possono essere folli e dire che devi mettere il cappotto a una casa che ha un muro spesso 90 centimetri e l'umidità che poi ci sarebbe dentro, insomma io vorrei capire tecnicamente quello che loro pretendono che venga fatto. Buongiorno. Stefano. Sono considerazioni ovvie, logiche e comprensibili, infatti su queste noi ci stiamo basando proprio per fare valere le nostre ragioni. Parto da una considerazione su quello che diceva la signora, che fanno scompiglio ed è fatto tutto per crearci apprensione. Ne sono convinto, anzi ti dico di più, che il fatto che ci siano dei numeri che dicono che questo piano sarebbe irrealizzabile sia economicamente sia dal punto di vista del tempo, il tempo che occorre materiale, mi porta però a un altro tipo di conclusione. Allora perché lo fanno? Innanzitutto, se noi ci mettiamo oggi, ad esempio con il PNRR, a prendere soldi dall'Unione Europea, dobbiamo poi rispettare quelle che loro chiamano i milestone, le pietre miliari, i punti fermi, ovvero gli obiettivi che ti pongono. Nel momento in cui tu hai una direttiva europea che sai già che è irrealizzabile, nel caso specifico per l'adeguamento energetico degli edifici, hai chiesto dei fondi all'Unione Europea e una delle condizioni magari proprio diventa di rispettare
le direttive dell'Unione Europea e non ci stai dentro, capisci bene che questo poi diventa un elemento di contrattazione costante. Sì. Per la serie ti mettono il cappio al collo, poi a seconda della circostanza, se sei amico te lo allentano. Ben oltre il merito amico, della questione in sé, no? Ben oltre il merito della questione. Cioè quello diventa uno strumento di lotta politica. Sì, per contrastarti e metterti in difficoltà. Se non rispetti la direttiva europea, eccetera, 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 allora ragazzi i soldi non ti li diamo, piuttosto che ti storniamo delle risorse o non ti diamo dei margini ulteriori, piuttosto che dei tempi ulteriori per attuarlo. Cioè non leggiamole su una dimensione queste scelte europee, ma leggiamole su più dimensioni e su più livelli. Perché altrimenti veramente uno dice ma come possono pensare che si possano adeguare case come quelle che descriveva il nostro amico di Novara poco fa? Sì. E anche quando tu fai le deroghe sono previste, le deroghe però sono previste per gli edifici storici, quindi quelli che hanno il vincolo della soprintendenza. E poi, i nostri borghi sono dei sistemi complessi, non sono una singola casa. Cioè quando tu hai la chiesa del borgo, il palazzo comunale che è vincolato perché è un palazzo antico, ma tutte le case attorno sono antiche tanto quanto, ma non possono essere adeguate in questo senso, ma allora, che è veramente una cosa fuori. Ci dobbiamo salutare, Mimmo, però devi in coda a dire qualcosa? No, sì, volevo lanciare dare un consiglio o comunque una provocazione. Perché non trasferire, che ne so, a Napoli o a Firenze quello che è l'Unione Europea quando si occupa di queste castronerie, perché così facendogli vedere quello che significa appunto il patrimonio immobiliare italiano capiscono un attimino. Ma ci diceva adesso l'onorevole Candiani che non è tanto questione di merito quanto questione appunto di condizionamenti politici e di lotta politica. Sì. Alla fine è una lotta di interessi, no? Uno deve fare i propri. Ma sì, guarda Mimmo, la tua provocazione ci sta tutta, però ti faccio un'osservazione. Noi in Consiglio europeo, in Commissione europea, scusami, abbiamo dei rappresentanti italiani, uno di questi Gentiloni, per avere un'idea. Sì. Ci sono parlamentari come quelli che ieri... Gentiloni è quello che ha ceduto parte del mare alla Francia, Gentiloni. Dicono che sia così. Allora, la questione è che sanno benissimo di cosa stanno parlando, ma proprio per questo io non ho alcun timore a dirlo, che qui non c'è il beneficio del dubbio, dell'incoscienza sulle cose, ma sono assolutamente consapevoli di quello che fanno e l'obiettivo non è quello dell'ambiente, l'obiettivo non è quello dell'edificazione, ma è proprio politico, cioè mettono degli strumenti con cui possono incaprezzare i governi futuri e condizionare, però noi su questo siamo ben determinati a farci valere. Allora io ringrazio... Non da soli, scusami, il tema. Non da soli, perché qui non è questione di porre il veto e di mettersi contro tutti, ma è questione di far valere un principio che ovviamente è di buon senso. Quello che ha fatto Salvini l'altra settimana, andando a Bruxelles e chiamando intorno al tavolo altri paesi europei sulla questione del motori e sulla questione dell'endotermico, dà l'idea di un'Italia che vuole uscire da un isolamento nel quale invece l'ha cacciata la sinistra. Sei stato chiarissimo, io ringrazio Stefano Candiani, capogruppo della Lega in Commissione Politica dell'Unione Europea alla Camera. Grazie davvero Stefano, ci risentiamo presto allora. Volentieri, a presto a tutti gli ascoltatori. Qui Parlamento. Avete ascoltato La Voce di Chi Ascolta.